niente di impossibile comunque. Un po' più guidato, un po' più, non è solo il scassato di Gemona solito. Ecco qua, ho sbagliato tutto, e ho anche preso su un ramo. Poi buongiorno ragazzi e benvenuti in un nuovo video dopo 4 giorni a Canazei incredibili. Oggi siamo di nuovo in Friuli in una ventosissima Gemona. Dobbiamo farci un paio di discese qua, adesso faccio un panchine trail di riscaldamento, poi dovrebbero arrivare Denis e Cumbo e andiamo a farci la salita fino alla Malga e dopo vedremo quale trail prendere, ma penso prenderemo Malga Trail fino giù e per la giornata dovrebbe essere abbastanza. Adesso facciamo una salitina, ci scaldiamo e via con panchine trail. Panchine, inizio di panchine raggiunto, bici sistemata, sella con il nuovo reggisella manuale abbassata, con 2 cambi marce e andiamo, vediamo se ci ricordiamo come si va o in una settimana di lavoro abbiamo già dimenticato tutto. Aspetta un secondo, regoliamo questo. Bici e rocce, proprio come da dove abbiamo lasciato ricominciamo. Bene, un bel risveglio muscolare questo. Oh, non ricordavo questo passaggio. Con tutta queste rocce, sta ghiaia. Oppala, anche questo droppino non me lo ricordavo. C'è un altro. Yes, bello bello. Bellissimo, saltino, sembra stare attenti agli atterraggi qua sulle rocce. Non male, altro salto. Tutto. Che figata. Passaggi un po' stretti. Finito? Abbiamo già finito? No!
tappone. Bello. Andiamo. Guadagnata la Maiga Cornan. Andiamo a morire giù per il monte. Dove cazzo stiamo andando? Va bene. Salve mucca. Ho sbagliato tutto. Iniziamo bene. Anche qua ci sono cacche. Oppa. Quanto mi piacerebbe avere un telescopico. Sono passato sopra una merda. Il ramo. Cacche. Solo cacche. Tante cacche. Fuori dal recinto oltretutto. Questo pezzo è simpaticamente esposto. Me lo ricordavo molto peggio, sinceramente. Questo pezzo è tutto esposto, stare un po' attenti. Vediamo. Tipo qua c'è una radice, moliamo. Che qua, oppa. Cioè, quando va a pagare la riprendi. Ah, bisogna girarsi. Così si fanno i tornantini, si toglie il ramo. Ma puoi anche girarla all'incontrario. Sì, no? se sei forte, sì. Ma ci vuole tecnica per quello. Bello.
penso si vada per di qua. E penso si vada a piedi, no? Quindi torniamo alla cosa di prima. Se sei bravo e hai la tecnica. Fiume Orpo. Qua sono cazzi e infatti sto pezzo qua niente si fa, neanche la cura Canazei aiuta. Niente, lì sono sceso. Nice. Va bene. Torno in un gruppo, deve esserci sempre quello scarso che fa i video agli altri. E io sono quello. Che jolly! Dove sono andati quegli altri due di qua o di là? Ma in caso i bivi fermati che tanto io sarò indietro. Quindi leggermente stretto. Qua, di là, ok. Andiamo giù per i ghiaioni. Mai fatti questi percorsi, percorsi nuovi. Dio buono, il mio preferito, tornanti su scassato e ripido. Danni? No, avete del nastro forse? No, una fascetta forse, no. Se ce l'hai. Vediamo se ancora una fascetta. Sta andando giù qualcosa ha fatto, grande Alex. Però che non ho una forbice per tagliarlo. Sì, ho capito, che non riprenderò sto pezzo. Grazie. Quindi sul percorso tornanti ci sono tanti tornanti, una cosa inaspettata, quasi incredibile. Buona, buona. Oh.
niente di impossibile comunque. Un po' più guidato, un po' più, non è solo il scassato di Gemona solito. Ecco qua, ho sbagliato tutto, e ho anche preso su un ramo. Poi Dio buono, Calaca e Robis, vedino fuori di sicurezza, anche se non è tanta sicurezza. Dai Alex, lascia quei freni, lo fai prima, se li lasci vai giù meglio. Ok, Dritto, ok. Questo tu vedevi? eh? Io lui continuava tipo a intrecciarci perché prima avevamo preso due linee differenti. E facevate... Sì, ah bello. bello scassatino, qua un sacco di radici, meno sassi e più radici. No, rampa bene. Vedi il furgone? Prendere il furgone via. Qua scendiamo ancora un po' e dopo dobbiamo pedalare un po' per arrivare al furgone. Cioè, come andare al furgone e fare... Ah sì, andiamo. Tu vai a casa? Io vado avanti. Ah vai. Perché sì. Pugnetto digitale. Anche il giro di oggi abbiamo portato al termine. Una bella discesa dalla Maiga. La Gemona è sempre bella impestata per quello che mi riguarda. I ragazzi avevano sicuramente molto più manico di me. Adesso loro sono andati a farsi il panchine che io ho fatto stamattina presto. E niente, per oggi basta. Ci vediamo al prossimo video.